Buongiorno, 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 Barletta, buongiorno, ben risvegliati, ben ritrovati, Gabriele, buongiorno Gabriele, il gattino c'è sempre, il gattino nostro. Giovedì a tutti quanti voi amici di Barletta West, che vi auguro sempre il meglio del meglio, cari amici. Beh, oggi fa meno freddo, dai, meno freschetto, ma ieri sera, mamma mia, è che era una giornata invernale, proprio fredda. Andavo a vedere la partita io, Michele, Tonio, Ivan, a un locale, Lions Barletta. Quest'altro furto che hanno fatto questi di Sky, si sono divisi per far sì che si fanno 2 abbonamenti, vabbè, e il popolo paga e noi siamo sempre delle capre che ce ne andiamo dietro a questi farabutti. Vabbè. Ah, giocano molto sui sentimenti. Il calcio purtroppo è un sentimento che a noi piace tanto, chi non ha vizi c'ha solo quel vizio, e forza Juve, Michele! Salutiamo Michele, ciao Donato Scarlatino, buongiorno. Radio Gamma, la radio che ti infiamma, grande Radio Gamma, siamo quasi sotto di te Donato. Vai Perina, magari divina. Ecco qua, qui siamo su dove c'è Radio Gamma, la radio che ti infiamma. Un buongiorno a tutti quanti voi amici di Barletta e non. Che bello, la vita è bella, la vita è bella. La vita è bella. Purtroppo ieri c'è stato un decesso di un nostro carissimo amico, che me lo tengo per me, non parlerò più di decessi di persone che purtroppo ci lasciano, però voglio parlare del problema. Purtroppo il problema è uno, che qua oggi stiamo e domani non ci stiamo più, non domani, anche fra un minuto. Cioè questo qua stava bene, quando è Pippa, papà, ciao, e ci ha salutato, ha lasciato moglie, figli, il grande Andrea. Poi oggi ho condiviso un bellissimo video, stamattina di un dottore che ci spiega tutto. Cioè, ma di che cosa stiamo parlando, ragazzi? Agostino, vuoi essere preso? Agostino, ti venga a prendere? Ecco, sto vicino a te, Agostino, se vuoi scendere, scendi. Qui siamo nella caserma dei vigili. E io a quello dico, ma è possibile me, stufetto. Giovanni, forza Juve! Vedete questo scorcio di questa viuccia piccola dove c'è il grande mare di Barletta, il grande. Vedete che bello. Comunque, siamo lì, siamo qui, siamo là, siamo nel Barletto Ultra, e da là. Un saluto a tutti gli amici, la Vicky, ciao Annetta Bracco, ciao Domenico, ciao amici che mi scrivete sempre, vi voglio bene, no? È inutile che io sto sempre a dirvi la stessa cosa, io vi voglio bene, punto. Vedete qua
Qua già stanno a lavorare per una bellissima villa. Speriamo che lavorano, i lavori finiranno tardi, però l'importante è iniziarli e farli. Ora iniziano questo pezzettino e poi man mano poi finisce di sult e non si sa quando la finisce l'altro. Sono le cose di Barletta, sono le cose di Barletta. Ecco qua, ci siamo. Ciao Nando, buongiorno. I chiede tu comuni viene a Naffiere. Quelli delle 5 sorelle mai, chissà perché. Boh. Mi sembra che è la canzone. Franco Di Piccoli ormai ha fallouto, ma Franco Di Piccoli ormai sei diventato uno del comune, non sei più uno di Barletta Est, sei diventato altolocato. Baccale! Non dovevo spiegare la mattina subito, non mi a fare chi buongiorno. Ehi, Nacho! A te è tutto concesso, Francesco Di Piccoli! Ecco, ti voglio bene, che ci andiamo bene. Barletta Melindo è la persona che fa stare bene i cani, li tratta come persone altolocate che vanno da Melindo, si fanno il pedicure, il manicure. Brava Melindo, bravo, il massaggino. Bisogna essere anche fortunati ad essere cani. C'è il cane di strada, il cane di razza, il cane del padrone che ha i soldi, che si può permettere di fargli fare tutte queste belle cose. Sono le 7:27. Comunque voglio dire a chiunque che io anche da solo ce la faccio. Baccale! Anche da solo ce la faccio, non c'è problema. Ciao Pietro Napoletano, buongiorno. La nostra sede, ora inizieremo con delle belle iniziative, speriamo, perché qua se no io la chiudo, c'è la matrappa, non ci sono. Bisogna lavorare. Stellina, dove vai oggi a lavorare, Stellina? E un saluto a tutti quelli. Ieri fu il compleanno del grande D'Aloisio, di Antonio D'Aloisio, il grande pasticcere, che non sapevo. Auguri, oltre San Mino, in San Domenico, c'è anche il compleanno del grande Antonio D'Aloisio. Ecco The Gate, sempre chiuso, chissà perché c'hai sempre da fare. Manneggia a che tu puoi sentire, E tu dici, non si mettete. E te spazio, ma sta fa troppo sporco, Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno, sono le 7:29 e qui va tutto male. Antonio, buongiorno ragazzi. Comunque ragazzi, non vi preoccupate che il bel tempo sta tornando. Vedete questo bellissimo sole? Questo vi sta a dire che il bel tempo sta tornando. State tranquilli, non uscite più
chi giubbottone, mamma, ma c'è cosa? È vero che ieri faceva freddo, ieri anche io ho messo la felpa, una felpina, proprio per... Però ragazzi è ufficiale, questi altri 2 giorni ci sarà un bel tempo, poi vedremo di che cosa, di che morte moriremo. Beh ragazzi, e con questo io vi auguro veramente un buon giovedì. Un buon giovedì, di vero cuore, ragazzi, ma di vero cuore veramente. Grazie. Oggi un buongiorno così, polemicoso. Ciao a tutti ragazzi, buon giovedì a tutti, io vado a lavorare, che Dio ve la mandi buona, statemi bene, Barlit e Avest. Ciao a tutti, grazie!